Ciao a tutti amici di Matto Scacco, ben ritrovati, siamo subito pronti per commentare una nuova e interessante partita. La partita che vi propongo oggi fa parte del match tra Francia e Russia. Qualcuno di voi dirà, beh, lo squadrone russo è così forte che vince sempre. Effettivamente è così, diciamo che lo squadrone russo ha sempre un continuo cambio generazionale ed è una delle formazioni nazioni più forti a livello mondiale, però nelle competizioni a squadre difficilmente riesce a vincere. La partita che vi propongo vede con il bianco Maxime Lagarde, un giocatore molto estroso e creativo che vi ho proposto anche in altri video, e con il nero il giovanissimo talentuoso Andrei Esipenko. Purtroppo per l'Italia la possibilità di conquistare delle medaglie a 2 turni al termine diciamo è sfumata nel sesto e settimo turno, quindi diamo uno sguardo a questo incontro e vediamo un po' com'è andato. La partita è iniziata così: e4 e5, cavallo f3, cavallo c6, cavallo g3, cavallo f6. A questo punto, per i più attenti, siamo nel pieno di una 4 cavalli. Perché 4 cavalli? Perché prende il nome di questa apertura? Semplicemente perché effettivamente i primi pezzi leggeri a essere sviluppati sono tutti i cavalli che abbiamo all'interno della scacchiera. D4, pedone per, cavallo per, e a questo punto siamo nel pieno della variante principale. Alfiere B4 ovviamente all'istante crea una piccola minaccia sul pedone centrale E4, però a questo punto il bianco riprende in C6, dopo pedone per C6, alfiere D3, tiene tutto sotto controllo. Siamo ancora nel pieno della turia ed essendo una delle posizioni principali di aperture molto note, quindi in questo caso la 4 cavalli, così come l'italiana, si possono considerare aperture molto note e molto conosciute, è realmente difficile ottenere un vantaggio. Arrocco corto per il nero, e dopo arrocco corto arriva la semplice ma anche tematica spinta in D5. Qual è l'idea di questa mossa? L'idea è chiaramente quella che qualora il bianco catturi in D5, il nero semplicemente riprende e si ritroverà con due pedoni che prendono il nome di pedoni pendenti, ossia due pedoni ai cui lati non abbiamo altri pedoni, che minacceranno sempre di conquistare spazio all'interno della scacchiera. Se la posizione fosse questa, diciamo che il bianco probabilmente potrebbe fare un tentativo di rovinare la struttura pedonale con alfiere G5, ma il nero direi che dopo alfiere G5 potrebbe tranquillamente continuare il suo gioco, magari con C6. La partita sarebbe tutta da giocare, il nero al pedone in D5, ma il bianco cercherà di rovinare la struttura pedonale con la presenza della coppia degli alfieri. Una mossa tematica abbastanza tipica, ad esempio donna in F3, con l'idea di catturare in F6 e quindi semplificare un po'. La partita è andata così: dopo D5 del nero, alfiere D2 è la mossa giocata, e anche qui siamo realmente in piena teoria, e come vi dicevo prima, come vi dicevo qualche minuto fa, è realmente complicato e difficile sorprendere un avversario, soprattutto un grande maestro, in queste linee molto principali. Torre B8 da parte del nero indirettamente guarda questo pedone B2 che lì da lontano attualmente non è difeso. Torre 1 per il bianco, e dopo alfiere G4 magari si cerca ancora di creare uno squilibrio. Donna C1 sulla scacchiera, e qui vi dico che comunque nel mio database, diciamo nell'albero di apertura del mio database, questa posizione è già stata raggiunta, quindi siamo realmente ancora in una posizione principale, e due giocatori forti con un elo superiore a 2650 chiaramente conoscono benissimo queste posizioni. Torre 8 giocata, c'è un po' di pressione sul pedone D5, a questo punto la cattura del bianco in D5, cambio delle torri, e dopo donna per 1, pedone per D5. Questa è una posizione senz'altro molto equilibrata, e la morale di questa partita, lo scopriremo tra poco, è che il giocatore che troppo vuole dalla posizione ottenuta nulla ottiene. Ok, questa è una frase abbastanza risentita, magari probabilmente in altri contesti, però vedremo dopo perché ho fatto questa affermazione. H3 giocata, l'alfiere nero indietreggia, e a questo punto B3. B3 è la tipica mossa, è anche molto forte, anzi vi dico e vi consiglierei di giocare questa struttura pedonale qualora il vostro avversario abbia quest'altra struttura pedonale. Quindi io gioco con il pedone in A2 in B3
e probabilmente l'altro pedone in C2 o forse in C4, qual è il mio avversario si ritrovi con queste due isole pedonali. Qual è il motivo? Il motivo è che prima o poi il bianco cercherà di cambiare il suo pedone in C con il suo pedone in D, e a questo punto se riuscisse ad avere questo cambio, la struttura pedonale del bianco superstite sarà sicuramente superiore a questi due pedoni isolati del lato di donna. Quel pedone in A7 e quel pedone in C7 sicuramente non sono poi così forti. C5 giocata da parte del nero. Cavallo A4, cerchiamo dunque da bianco di provocare o comunque creare qualche semplificazione, e il piano resta, perché il piano è senz'altro quello di giocare nelle condizioni ideali la spinta del pedone in C4. Donna C7, donna E3, c'è un attacco sul pedone C5 e cavallo D7 difende. A questo punto torre D1 e dopo H6 il bianco un po' sorprende, perché come vi dicevo prima una delle idee principali è cercare di creare questa spinta. Questa spinta come potremmo realizzarla? La potremmo realizzare sicuramente con ad esempio una donna che potrebbe retrocedere in E2 e successivamente cercare di fare C4. E come dicevo prima, l'idea è esattamente quella di isolare il pedone C5 e il pedone A al nostro avversario. Chiaramente da tenere sotto controllo che in caso di C4 potrebbe seguire da parte del nero questa spinta in D4 che creerebbe all'istante un pedone libero. C3 per il bianco, e questo è un piano molto particolare che vi dico che pur vedendolo è molto difficile da immaginare. Il piano del bianco è quello di cambiare la sua struttura pedonale, però cercare di fare qualcosa di particolare come A3 B4 per spostare i suoi pedoni in avanti e quindi controllare queste case nere centrali. Arriva il pedone in C4 per cercare degli squilibri, l'alfiere torna indietro, difende tutto, e a questo punto A5. Il bianco da parte sua, dopo questa sequenza di mosse, ottiene una casa interessante per i suoi pezzi, perché la casa D4 è una casa di appoggio per la torre, eventualmente per la donna, e dunque arriva donna D4, alla quale il nero risponde con torre B5 e quindi F4. Il bianco dunque svela le sue carte, mette le sue carte sopra la scacchiera e fa capire che vuole un controllo molto forte e stabile delle case nere. Come vedete questo pedone in C3 controlla la freccia andata male, controlla la casa D4, e questo pedone in F4 blocca e controlla la casa in E5, quindi la sua strategia è cercare quanto prima di fare qualcosa tipo A3 e successivamente B4. In presenza di pedoni bloccati, soprattutto su casa bianca, ciò che potrebbe fare potrebbe dare un vantaggio a uno dei due giocatori è senz'altro questo alfiere che il bianco ha su casa bianca e anche l'avversario, però la presenza dei pedoni su casa bianca renderebbero uno dei due alfieri sicuramente cattivo o peggiore, e l'alfiere cattivo o peggiore sarà sicuramente quello del nero. Cavallo F8 giocata, a questo punto F5 proviamo a prendere spazio, chissà, prima o poi il nero potrebbe anche subire questa mossa F6. Alfiere D7 da parte di Esipenko, re H1, mossa elastica, mossa in attesa, ma comunque togliere il re da questa possibile apertura della diagonale è sicuramente qualcosa di molto utile. Donna C6, arriva B4. B4 è una mossa curiosa perché effettivamente qualcuno dirà: beh, io ti mangio in B4, tu mi catturi, riprendo con la torre, che è successo? Beh, effettivamente questa è una posizione che tende al pari, c'è un parziale di un pedone in più per il nero, però la differenza è che realmente questa posizione tende al pari perché il cavallo torna indietro e successivamente il cavallo bianco cattura in D5, e occhio perché chi ha più spazio e chi ha più possibilità di creare qualcosa sarà sicuramente il bianco, perché con un cavallo in D5, un pedone libero sulla colonna A e questo pedone F che prima o poi potrebbe dar fastidio in F6, il bianco un po' di iniziativa potrebbe senz'altro averla. La partita continua quindi con B4 sulla scacchiera, cavallo H7, A3, il cambio di struttura pedonale che ho annunciato prima effettivamente ce l'abbiamo qui in questo momento, e quindi cavallo F6 da parte del nero. Cavallo C5 per il bianco, ottimo avamposto in una casa non più controllabile da un pezzo del nero.
la struttura del pedonale è cambiata e allora guardando questa partita con più attenzione ci rendiamo conto che l'alfiere di case bianche è sicuramente superiore rispetto all'alfiere di case nere. Il cambio in B4 è quasi necessario e anche qui la mossa del bianco fa capire le sue intenzioni, perché il bianco potrebbe catturare col pedone A e qui guardando questa partita diremo beh, l'alfiere del bianco è sicuramente peggiore rispetto a quello del nero, però bene o male tutto sotto controllo, sono tutti gli spazi ben controllati da entrambi i giocatori. Quando il bianco cattura con il pedone C, così come è avvenuto in partita, in realtà si capiscono anche le intenzioni, perché la prima idea potrebbe essere provare a creare un pedone libero sulla colonna A. La seconda idea potrebbe essere cercare di dirigere un alfiere lungo il lato di donna per provare ad attivarlo. Ed effettivamente pedone C per B4, che è la mossa giocata in partita, è un po' noiosa da subire. Donna C7, alfiere A4, torre per C5. Ok, questa è la tipica mossa che potrebbe forse un po' sorprendere diciamo chi sta osservando questa partita. Almeno personalmente mi ha sorpreso, perché in questa posizione torre per C5 sì, è una mossa ben giustificata, perché è vero che cediamo la qualità. È vero che cediamo la qualità. Ok, riprendiamola. Quindi torre per C5 è vero che cediamo, siamo così. Torre per C5 è vero che cediamo la qualità, ma in realtà la posizione è ancora molto complessa. La partita è andata così: torre per C5, alfiere per D7 intermedia, e a questo punto cavallo E4. Cosa potrebbe accadere se il bianco decida di catturare in C5? Chiaramente cavallo G3 è una mossa furba che punisce un po' le intenzioni del proprio rivale. Cavallo G3, scacco, se si sposta, scacco di scoperta, occhio, la donna da lontano guarda la casa dove si trova il re del bianco, e qui la posizione sarà senz'altro vincente per il nero. Stessa situazione se in caso di cavallo G3 il re bianco si spostasse in G1, cavallo 2 purtroppo punirà anche in questo caso il gioco del bianco. La partita quindi, dopo questa fantastica intermedia cavallo 4, segue con re G1 e adesso il nero continua in modo molto creativo, perché come vedete questa torre comunque sia è in trappola, non ha vie di fuga, ovunque vada sarà persa, e allora il nero continua con la cattura dell'alfiere. Dopo pedone per C5 decide di investire tutta la sua azione con il pedone che va in C3. Torre C1, il bianco nei peggiori dei casi è ben disposto a sacrificare la propria torre sul pedone, e dunque arriva donna per C5. C6, il bianco dice ok, tu hai sicuramente controgioco con la coordinazione donna cavallo e io cerco di valorizzare il mio pedone libero, vediamo dove arriverà, e poi se io porto quel pedone in avanti i tuoi pezzi andranno in difesa, allora a quel punto potrei anche, chissà, valutare di restituire del materiale, perché alle brutte, così come direbbero a Roma, io potrei catturare in C3 e dopo i cambi ottenere una posizione abbastanza equilibrata. Donna E6 per il nero. Come dicevo prima, come ho detto qualche minuto fa, chi troppo vuole a volte corre dei rischi importanti. Qui il nero, quindi Andrei Esipenko, e ricordiamo che questo è un torneo a squadre, sta correndo dei rischi. Vi dico che le altre 3 scacchiere sono terminate in parità, e quindi l'esito di questa partita poi alla fine darà l'esito dell'incontro a squadre. Siamo in seconda scacchiera, Francia contro Russia, chi vince avrà possibilità di medaglia, comunque di vincere il campionato europeo a squadre, e quindi questa scelta del giovane Esipenko potrebbe, lo vedremo un po' più avanti, alterare il risultato di squadra. Dopo donna E7, Maxime Lagarde spinge il suo pedone pronto quasi ad arrivare verso la promozione. Donna C6 lo blocca, e a questo punto occhio, perché quel pedone effettivamente si minaccia di promuoverlo. C'è anche da dire che siamo prossimi alla 40ª mossa.
I giocatori dopo la 40esima mossa hanno un abbuono di 30 minuti e quindi probabilmente, dato che siamo prossimi alla 40esima mossa, potrebbe darsi che qui stiano giocando con pochi minuti per riflettere e per pensare. Infatti questo è uno dei motivi per cui il gioco di Andrej Esipenko è stato un po' troppo oppure un po' molto rischioso. C2 per il nero, e a questo punto re H2, ci togliamo da possibili fastidiosi scacchi perché il nero potrebbe fare donna B6, donna B1 in alcune varianti, re F8 per il nero, ma occhio perché arriva la mossa vincente. In realtà in questo momento sarebbe sufficiente anche questa mossa. Per quale motivo? Io cerco di deviare la donna, è vero che tu mi puoi catturare in C7, però io mi sposto in G1 e vi assicuro che qui, nonostante ci siano degli scacchi, come ad esempio donna B6 e re si sposta qua, all'angoletto, il re si sposta all'angolo, non ci sono degli scacchi che poi effettivamente creeranno delle minacce importanti. Ovviamente se siamo a corto di tempo è molto difficile valutare questa posizione. E allora Maxime Lagarde decide di anticipare il tutto giocando re H1 e dopo cavallo F2 il re ritorna in H2 e su cavallo E4 il re bianco ritorna in H1. Momento difficile perché, come vedete, si è ripetuta la posizione, ci sono delle possibilità in caso di triplice ripetizione di pareggiare all'istante, ma qui il nero fa qualcosa di incredibile perché decide di giocare per vincere. Ok, giocare per vincere in questa posizione ci sta, perché chiaramente se è supportato dal calcolo, se Andrej Esipenko qui non ha voluto ripetere è semplicemente perché ha visto qualcosa che tra poco vedremo se funzionerà oppure no. Ha giocato quindi donna C5 con l'idea di fare cavallo F2 e dopo che il cavallo va in F2 con scacco, cavallo D3 minaccerà sia la promozione, quindi sostenere il pedone C, ma anche questo doppio immediato. Donna per D5 immagino che non sia stata considerata. Donna per D5 è quella mossa che il tuo avversario te la gioca e dici ok, cosa ho fatto? Qual è l'idea? Su cavallo F2 scacco il re si sposta e il problema è che non ci sono più scacchi, o meglio si potrebbe provare donna per C7, però semplicemente dopo G3 il re bianco è lì al sicuro ed eliminato il pedone in C2 e nel giro di qualche mossa riusciremo a catturarlo, ad esempio donna F5 e donna per C2, la posizione è drammatica per il nero. Quindi dopo donna per D5 il nero ha provato cavallo F2 scacco, il re torna in G1 e cavallo per H3 scacco doppio. Adesso sarebbe fantastico per la squadra russa che il bianco vada in F2 perché seguirebbe lo scacco matto immediato. Però Lagarde vede bene. Lagarde ha visto tutta la variante in modo corretto e gioca quindi re H2. Re H2 minaccia re per cavallo. Infatti Esipenko qui probabilmente si è accorto che la sua variante non funzionava e dopo donna per D5, promozione a donna, occhio, scacco re, il re si sposta e arriva a donna per H3. Questa è una posizione totalmente persa, come vedete abbiamo una torre di vantaggio e se riuscissimo da bianco a eliminare il pedone C effettivamente la posizione è andata. Donna D2 unico tentativo, ma adesso dopo donna D2 la domanda che potrei rivolgere a tutti: come può questa donna bianca rientrare in difesa della torre? E la risposta è questa: donna a scacco, dopo la quale Andrej Esipenko decide di arrendersi, la squadra francese batte la Russia e la Russia adesso ha difficoltà per entrare in zona podio. In caso di vittoria all'ultimo turno forse potrebbe conquistare la medaglia di bronzo, quindi terza in classifica, e la Francia ha buone possibilità di vincere la medaglia d'oro. Dopo donna H4 scacco la donna rientra in E1, blocca tutto, tiene tutto sotto controllo e Maxime Lagarde, così come in altre partite che vi ho portato, che ho commentato, vince questo incontro. Rivediamola rapidamente. Quindi dicevo, una 4 cavalli abbastanza una linea abbastanza principale dove è molto difficile sorprendere il proprio avversario. Quindi fino a qui ci sono già delle partite presenti all'interno del database. Alfiere G4, mossa curiosa, interessante, dopo la quale il bianco risponde con donna C1 e dopo torre 8 arrivano un po' di semplificazioni. Questa è una posizione che tende sicuramente al pari finché il bianco decide di giocare una novità, che è questa
posizione. Questa struttura pedonale tenetela d'occhio se qualcuno di voi gioca queste aperture. Questa struttura pedonale è molto importante per affrontare la struttura pedonale del nero, quindi questo pedone in C5, questo pedone in D5 e soprattutto questo pedone in A7. L'idea del bianco è cercare di fare C4 nelle condizioni ideali, oppure, come è avvenuto in partita, cambiare la struttura, quindi A3, B4, C3. La partita è continuata così: cavallo A4, prima semplificazione, la posizione tende al pari, ma le intenzioni del giovane russo sono chiare, quindi il giovane russo non si tira indietro ed effettivamente cerca di ottenere qualcosa di più. Il bianco, il giocatore francese, al quale diciamo c'è una differenza tra i due giocatori perché ci sono ben 70 punti elo, il giocatore con il nero è molto affermato, quindi il bianco è ben soddisfatto di riuscire indenne da questa posizione. Qui decide il bianco di ottenere qualcosina, perché prova col pedone per B4, pedone C per B4, prova a ottenere qualche vantaggio. Donna C7, alfiere 4 e dopo le semplificazioni si raggiunge una posizione dove il nero ha una qualità di svantaggio, qualità sacrificata. Probabilmente il nero qui è consapevole di questo sacrificio di qualità e cerca di investire tutto quanto su quel pedone C. La vittoria e la promozione di questo pedone C significherebbe battere la Francia. La partita continua, donna per F5, il pedone C6 è libero verso la promozione e qui c'è un momento in cui il giocatore Andrei Sipenko è stato un po' troppo ambizioso. Una ripetizione di mosse ci starebbe tutta, perché in caso di cavallo F2 la posizione si ripete, ma l'ambizione del giovane russo, purtroppo per lui e purtroppo per la squadra russa, altera il risultato. A questo punto la donna rientra catturando il cavallo e dopo donna H4 purtroppo non resta nient'altro che abbandonare. Situazione in classifica: la Russia adesso è fuori dalla zona podio, mentre la Francia ha ottima opportunità di provare a vincere una medaglia. E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!